Operazione rimonta per la C Galatea che al comunale ospita l'ACI Bonaccorsi con imparo alla qualificazione al turno successivo di Coppa Italia Promozione. Per ribaltare 1-0 dell'andata firmata a Bramo, mister Arcipete effettua pochi cambi, tutti in difesa rispetto a 7 giorni fa. Indisponibile Pappalardo fra i pali gioca il classe 2006 Rotella. In difesa accanto a Salemi c'è Longhitano, a sinistra Privitera al posto dello squalificato Alfio Trovato, mentre a destra gioca Patanè. Confermato il tiro di centrocampo Leonardi Caruso Ranno e quello d'attacco sottile Leo Borzì, con Febbraio indisponibile. 20 minuti di equilibrio, poi fallo laterale a C Galatea, lo batte Borzì, in aria per Aleo che si libera, resiste un contrasto, Aleo e il mancino, palo pieno, a Viola battuto. Ancora Cesi in attacco, punizione affidata a Capitan Caruso che la scodella in mezzo, testa di Longhitano, respinge Viola che allontana la minaccia. Caruso cerca la profondità, verso Sottile, Sottile di petto in aria, spinto da Di Paola, per l'arbitro non c'è nulla, protesta in casa C Galatea per questa spinta di Di Paola ai danni di Sottile. 40esimo, Viola, palla rinvio, è corto, Ranno in due tempi, riesce a servire Sottile, lo lancia in area di rigore, Sottile, la sterzata, manda al bar Scorciapino, prova il tiro, murato da Mirabella e poi fallo di mano di Sottile. Punizione interessante sulla sinistra, la batte Caruso, sfiora Ranno, poi Kingsley allontana nei pressi della linea. Privitera, campanile alzato dall'ACI Bonaccorsi che libera, poi Leonardi alimenta, Caruso col mancino, sponda di Salemi per Borzì, appoggia su Sottile, Sottile il tiro cross, anticipato Ranno ma è tutto fermo per fuorigioco. Non cambia il copione del match nella ripresa, rimessa di Patanè per Ranno, di prima bene per Sottile che salta Mirabella, cade in aria, anche qui non c'è niente per il direttore di gara che ammonisce Sottile per simulazione. Rivediamo il contrasto Sottile-Mirabella. Primo cambio per mister Arciprete, fuori Leonardi, dentro Spada. 71esimo. Scalia riceve palla a centrocampo, alza la testa e lancia in profondità verso Randis, il controllo, Randis non ci arriva Rotella, Randis a porta vuota, segna l'1-0 dell'ACI Bonaccorsi che al primo tiro in porta, alla prima occasione, passa in vantaggio. Un altro cambio per i Granata, fuori Privitera, dentro Cucuccio, Sannè allarga a sinistra, miglior momento della partita dell'ACI Bonaccorsi che prova a spingere, Scalia riceve palla al limite, prova la conclusione, Rotella ci mette una mano. Ancora forze fresche per mister Arcipete dalla panchina, dentro Trovato e Cardella, fuori Caruso e Patanè. 2 minuti al termine, provano a ripartire in contropiede gli ospiti, Sannè cerca Randis, capisce tutto Cucuccio che poi la lascia a Trovato, Trovato per Sottile, Sottile sulla tre quarti, verso Aleo, la sponda per Borzì, Borzì in aria atterrato e calcio di rigore, stavolta c'è per l'ACI Galatea. Dagli 11 metri va Borzì che realizza, che batte Viola, riaccende una speranza per l'ACI Galatea, basta un gol per andare ai calci di rigore. Ultimo disperato attacco dei Granata, punizione di Sottile, morbida verso Salemi, la sponda per Aleo dentro l'area piccola, colossale chance per il 2-1. Passa dunque l'ACI Bonaccorsi che accede al turno successivo della Coppa Italia Promozione. Delusione per l'ACI Galatea che non è riuscita a rimontare lo svantaggio accumulato nel match d'andata. Andata che forse è la partita dei grandi rimpianti visto l'andamento dell'incontro e il modo in cui si è subito il gol del KO. L'eliminazione va messa subito alle spalle però, perché la squadra ha del potenziale ancora inespresso e soprattutto perché sabato prossimo comincia il campionato e il debutto non sarà dei più semplici. Al comunale arriverà una delle squadre più quotate del girone D, il Niscemi.